Dal cappello del mago. Amici, eccoci qua e benvenuti, bentrovati. Io come sempre sono il mago Alesgar. Eccoci qua. Beh, allora mettetevi comodi perché iniziano proprio in questo istante le nuove avventure di Dal cappello del mago. Wow! Beh, allora, cari amici, quest'oggi avremo tante avventure. Come sapete, io non mi ricordo mai bene quello che deve succedere. Ecco, diciamo succede e basta. Lo estraggo dal mio cappello. Meno male che ho il mio amico saggio alieno che si ricorda tutto, ma tutto. Allora, innanzitutto saluto voi, ma andiamo a salutare anche il saggio alieno. Saggio alieno, ciao! Oh, eccomi! Ciao a tutti! Ciao mago! Ed eccolo qua, lui viaggia, naviga, gira, insomma, mamma mia, ne combina di tutti i colori. Io non so come faccia a ricordarsi davvero tutto. Saggio alieno, visto che sei molto preparato, ecco, è un po' il mio segretario, che cosa faremo in questa puntata? Caro mago, la puntata di quest'oggi si intitola Amici del mago. Ma certo, verrete a giocare con noi, con me e l'albero burlone a Indovina un po'. E poi tu, mago, ci proporrai una magia, ma certo! Ah, ecco, ok, allora direi che potremmo cominciare, possiamo cominciare. Voi cosa dite, amici? Siete pronti? Io sono pronto, ok, ci sono, molto bene, e vi ricordo, ecco, quello me lo ricordo, di mandarci i vostri saluti, i vostri disegni, i vostri pensieri, le vostre filastrocche, le vostre barzellette preferite. Scriveteci a ciao mago@gmail.com. E se siete capaci anche a fare una magia, ecco, fatevi filmare così in orizzontale dai vostri genitori. E se vorrete potremo anche coprire il viso, ecco, se non vorrete essere, se magari siete timidi, se non volete comparire, ecco. Ma se siete in grado di fare una bella magia, ecco, mandatecela, così potremo vederla tutti, perché le magie sono belle da fare a casa, da soli, ma sono belle anche se condivise, perché donano meraviglia, ci fanno sorridere, ci danno un po' di leggerezza, e la leggerezza nella vita è importante, assolutamente. Beh, io direi che potremmo cominciare. Iniziamo, ok? E allora si parte! Quante storie da ascoltare, quanti giochi da imparare con il mago Alescar. Quanti trucchi lui sa fare, le risate a non finire con il mago Alescar. Quante storie da ascoltare, quanti giochi da imparare con il mago Alescar. Quanti trucchi lui sa fare, le risate a non finire con il mago Alescar. Amici, eccoci a Indovina un po'. Siete pronti per giocare con noi, con me e con l'albero burlone? Io e l'albero vi daremo alcuni indizi e voi dovrete indovinare di chi stiamo parlando. Oh, inizio io. Sono dei mammiferi. Beh, così non è ancora tanto facile. Hanno delle grandi orecchie. Ma certo, sono morbidi e molti li hanno anche in casa. Solitamente vengono raffigurati con dei grandi dentoni, 2 grandi dentoni davanti. Spesso di loro si dice che siano un po' fifoni. Sta diventando sempre più facile. Loro amano le carote. E sono dei grandi amici dei maghi. Avete capito di chi stiamo parlando? Amano le carote, sono grandi amici dei maghi. Stiamo parlando ovviamente dei conigli, ma certo, proprio così.
amici! Oh sì, infatti i conigli non sono roditori, ma sono mammiferi erbivori e i loro denti crescono costantemente, pensate, circa 2 millimetri a settimana. E poi sapete che anche loro sognano? Oh certo, e sono in grado di saltare fino a 4 metri e mezzo in lunghezza e fino a 1,5 metri in altezza, sono dei grandi saltatori. Wow, la parola coniglio deriva dal latino cuniculus, cioè buca sotterranea, e riferendosi proprio alle tane scavate dagli animali. Il coniglio è da sempre considerato simbolo di fertilità e rinascita. Nella cultura mesopotamica i conigli venivano associati al potere femminile per la loro abilità nel creare cuccioli. Come ultima curiosità, ascoltate bene, sapete perché i conigli muovono il naso? È semplice, il naso dei conigli misura il loro interesse, più va veloce su e giù e più il coniglio è attento. Un movimento lento invece indica uno stato di tranquillità. Che belli i conigli, sono magici e molto speciali, bisogna volergli bene. Noi continuiamo e torneremo a giocare, a indovina un po'. Ah, ciao amici, benvenuti nel nostro magico bosco incantato. Certo, è il momento di fare una magia tutti insieme. Eh sì, perché ok, fare le magie da soli è bello, ma è più bello condividerle tutti insieme, diventa più speciale, più prezioso. Questo sicuramente. Come che cosa ho in mano? Ah, è il mio cappello estivo. Questo qui è quello che uso tutti i giorni, mentre invece questo è il mio cappello estivo. Sì, sembra un foulard. Ecco, il saggio alieno pensa che sia uno strofinaccio. Lo usa per pulire la sua navicella spaziale, per passare le polveri, ma no, ma questo è il mio cappello estivo. Ma certo! E sapete chi c'è qui dentro? Qui dentro c'è il mio coniglietto Filiberto, che lui adora riposare qui dentro, ma si diverte molto anche a correre all'aperto in questo magico bosco incantato. Cosa dite? Lo facciamo uscire? Ah, perché ovviamente ci serve tanta immaginazione. Certo, noi maghi, quando facciamo le magie, usiamo tanta immaginazione. Questo è importante, certo, l'immaginazione nella nostra vita quotidiana va mantenuta allenata, coltivata, bisogna farla crescere perché ci serve. Certo, è importante giocare, è importante anche quando si fanno le magie. Allora facciamo così, proviamo a chiamare Filiberto al 3, tutti insieme, magari uscirà all'aperto. Pronti? 1, 2 e 3. Filiberto! Oh, magari sta riposando. Potrei mettere la testa in giù, fare così, pianino pianino, dare una leggera scrollatina, non troppo forte. Ditemi quando vedete il ciuffetto di Filiberto che esce, non troppo forte, sennò poi gli gira la testa. Sta uscendo, ragazzi? No? Come possiamo? Ok, leggermente più. No, ho esagerato. Oh, caspita, poi gli gira la testa. Allora, sì, perché lui quando non vuole uscire niente da fare, si mette così contro le pareti del cappello e non esce neanche se gli offri popcorn al caramello. Come? Sono buoni. Ah no, perché le carote. Ah, è vero, le carote gli piacciono, certo. Vabbè, ho un'idea. Facciamo un bel soffio magico. Guardate, faccio un bel buchetto proprio qui nel mezzo. Ok, e facciamo tutti insieme al 3 un bel soffio magico qui al centro, all'ingresso del cappello, diciamo così. E 1, e 2, e 3. Ok. Oh, sento qualcosa, ragazzi. Andiamo a vedere. Ah, eccolo! Dai, vieni fuori, Filiberto. Com'è? Cosa dici? Non dice niente. Aspetta, scusate, l'immaginazione. Come? Vuole che gli dia la manina, ma sei grande e grosso, vabbè dai, gli do la manina, ok, vieni. Ecco, ci tengo solo, cari amici, a precisare una cosa. Vieni Filiberto, vieni dai, che ovviamente da un cappello di stoffa non potrà che uscire un coniglietto di stoffa, ma certo, questo è importante sottolinearlo. Vieni, e lui di stoffa ne ha parecchia, ragazzi. Beh, parecchia. Quanto va? Oh, stai uscendo col culetto.
È il solito artista, Filiberto è un po' così creativo. Sta uscendo col culetto. Dai, vieni fuori. Eccolo qua. Hai lasciato il cuscino dentro come l'altro giorno, Filiberto? Ah no, ok. Allora eccolo qui, ragazzi. Beh, non è neanche tantissima di stoffa, però si è appena svegliato, guardate, ha il faccino un pochettino stropicciato. Buongiorno Filiberto, lo salutiamo? Ciao Filiberto! Quale potrebbe essere un modo per svegliarlo del tutto? Ah, potrei fare anche un soffio magico, certo, così, in questo modo qua. E... scusa Filiberto, mi sono un attimo distratto, scusa, è tutto sudato anche. Ah no, è perché mi sono seccato il nasino, oh mamma mia, vabbè, rimettiamolo qua dentro prima che ci rimanga male, rimettiamolo dentro al suo cappello, va che è meglio, facciamo così, lo salutiamo, Ciao Filiberto, scusa, mi stavi anche per cadere. Salutiamolo. Mamma mia, ho fatto un sacco di pasticcetti oggi. Salutiamolo, Ciao Filiberto. E allora contiamo fino a 3 e facciamo un bel soffio magico, 1, 2 e 3. Soffio magico. Bravi, bravissimi. Ciao. Facciamo un conto alla rovescia. Cosa dite? Come si fa a fare il conto alla rovescia? Ci si mette a testa in giù col culetto in su. Ah no, scusate. Ah, ok, 3. Ok, bravissimi. 3, 2, 1, 0. Ok ragazzi, è sparito. Volete vedere o vi fidate del mago? Vi fidate ragazzi? No, qualcuno dice, ma come? Ma siamo amici, ormai ci conosciamo, qui dal cappello del mago, dovreste fidarvi del mago o no? Qualcuno lo vedo, vabbè vi faccio vedere che è sparito, ma certo, è sparito proprio ragazzi, guardate. Ma dov'è andato? Ma dov'è che è andato? Ah, è andato dentro al cappello, ma certo, che sciocco, è vero, eccolo qua, è proprio andato dentro al cappello, il mio cappello estivo. Filiberto è tornato qui dentro. Bene ragazzi, lasciamolo riposare perché oggi ne ho combinati di tutti i colori. Va bene, ci vediamo tra poco amici. I saluti. Ragazzi, eccoci, è giunto il momento dei saluti. Allora noi salutiamo tutti voi che ci avete ascoltato, un grande abbraccio, saluto il saggio alieno e grazie anche a lui per ricordarmi ogni volta quello che non mi ricordo, ecco, anche se poi ho tutto preparato, scusa, il mio segretario, il saggio alieno. Saluto anche il nostro Albero Burlone. Albero, ciao e grazie. Oh, ciao amici, ciao mago. Che forte, che gentile il nostro Albero Burlone, con lui saluto anche tutta la natura circostante, ecco, ovviamente grazie a lei che ci ha permesso questa puntata di Dal Cappello del Mago. Le avventure continuano, mi raccomando, rimanete con noi, se volete potete andare sul canale YouTube Mago Alesgar e scoprire tutte le puntate passate, che ce ne sono tante di Dal Cappello del Mago, e trovate anche nelle varie playlist anche tutte le nostre rubriche. Una magia col mago, Mrs. Magic, le magiche storie estratte dal mio cappello e anche la scuola di magia per diventare voi stessi dei maghetti, ecco, quindi mi raccomando, ecco. E poi importante, eccola qua, la nostra mail, ciao@gmail.com, mandateci i vostri disegni, i vostri pensieri, le vostre filastrocche preferite, le vostre barzellette, e se siete capaci anche di fare una magia, fatevi filmare in orizzontale, ecco, mi raccomando, se non volete comparire, e poi vi oscureremo noi il viso, tranquilli. E se però avete una bella magia che siete in grado di fare e realizzare, fatevi filmare e mandatecela, così potremo assaporarla, meravigliarci tutti quanti insieme, perché la magia è bella da fare da soli, ma è più bella se fatta in compagnia, è un po' come la vita, fatta in compagnia è ancora più bella e speciale. Bene, un grande abbraccio a tutti voi e alla prossima puntata. Ciao amici, ciao! Dal cappello del mago.